Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Obbligo vaccinale, revisione delle quarantene e prezzi delle FFP2. Quella odierna si preannuncia come una giornata fitta di incontri tra regioni, governo e comitato tecnico-scientifico per rivedere gli assi usati per contrastare la pandemia. A fare la sintesi sarà il Consiglio dei Ministri. Vediamo. Vaccino obbligatorio per tutti i lavoratori in modo da cancellare il Green Pass base e riduzione dei tempi delle quarantene. Sono questi i temi focali al centro delle riunioni di Comitato Tecnico Scientifico in tarda mattinata della conferenza delle regioni ormai conclusa e del governo, con un consiglio convocato nel pomeriggio con altro ordine del giorno, ma nel quale è verosimile che si parlerà di come arginare la diffusione del Covid e della variante Omicron. Da un lato la politica e dall'altro i tecnici. Le uniche certezze sono legate al tracciamento che ormai tutti i presidenti di regione hanno confermato essere saltato, e dunque l'obiettivo dei governatori è di poter spostare il personale in altri ruoli come vaccini e tamponi. Sul fronte delle quarantene di chi è entrato in contatto con un positivo, la richiesta delle regioni è di azzerarle per chi ha fatto la terza dose, ipotesi sulla quale il CTS ha già manifestato contrarietà, concedendo però una riduzione se asintomatici dagli attuali 7 a 5 giorni se vaccinati con terza dose o con seconda entro i 5 mesi. Corre intanto Omicron, un caso su 3 in Friuli Venezia Giulia è ormai causato da quest'ultima variante del virus. A dirlo sono i dati del monitoraggio regionale sulla diffusione del Covid. 106 casi di positività da Omicron che rappresentano il 30% di quelli rilevati in Friuli Venezia Giulia. Sono i dati resi noti dal vicepresidente della regione Riccardo Riccardi sulla base dei sequenziamenti effettuati al 26 dicembre. La variante, ha spiegato Riccardi, ha iniziato a presentarsi in modo più significativo dal 20 dicembre. L'andamento di Omicron è stato calcolato sui campioni di prelievo presi in esame sempre nello stesso periodo, sui 1114 casi riscontrati. Il quadro complessivo dei dati a ieri dice che su 6.619 tamponi molecolari sono stati rilevati 448 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,77%. 14.934 i test rapidi antigenici realizzati con 289 casi, pari a poco meno del 2%. La prima fascia d'età per quel che riguarda il contagio è la 40-49, seguita poi dalla 30-39. 4 i decessi, tutti a Trieste, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 26 e negli altri reparti calano a 283. Sul fronte della lotta alla pandemia, Pfizer ha annunciato che a primavera sarà pronto un vaccino più potente in grado di contrastare anche questa variante, la cui aggressività è comunque fortemente ridotta dalla profilassi attuale. Sta bene, ma è positivo al tampone l'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti. In isolamento anche il presidente Fedriga per il contatto con un altro soggetto poi risultato colpito da Covid. Al momento l'unico positivo è l'assessore alle infrastrutture Graziano Pizzimenti e quindi anche la giunta è vittima del contagio da Covid, con il presidente della regione Massimiliano Fedriga in isolamento a causa di un contatto con un soggetto poi risultato positivo. Andando con ordine, il contagio non è legato alla riunione dell'esecutivo del 23 dicembre scorso, quando si era tenuta anche la conferenza per il bilancio di fine anno. Pizzimenti è risultato positivo a un tampone del 27 dicembre. Al momento sta bene, un po' di raffreddore e mal di gola, ma rispetto al 2020 assolutamente nulla di grave, racconta al telefono, confermando inoltre di essersi sottoposto alla terza dose di vaccino a novembre. Discorso completamente diverso per Fedriga, il quale è in isolamento per il contatto con un positivo. Il governatore si è sottoposto a tampone, risultato negativo, ma sta lavorando da casa per evitare ogni possibile rischio. Dopo il presidente della regione Massimiliano Fedriga, anche il ministro triestino delle politiche agricole Stefano Patuanelli è stato oggetto di minacce da parte dei movimenti Novax. Il ministero ha fatto sapere di aver ricevuto una busta indirizzata a Patuanelli con all'interno minacce di morte e una sostanza non identificata che sarà ora analizzata dai vigili del fuoco. La busta non è mai arrivata al ministro Patuanelli, ma è stata intercettata dai servizi di sicurezza. Solidarietà a Patuanelli è arrivata da tutta la politica, con in testa il ministro degli esteri Luigi Di Maio e il presidente della Camera Roberto Fico. Stop a feste e veglioni di fine anno, niente celebrazioni per l'Epifania, controlli sui veglioni clandestini e niente falò, con l'unica eccezione per il Pignarul Grant di Tarcento. Le decisioni sono state prese ieri sera dalla Prefettura di Udine al termine delle consultazioni con sindaci e forze dell'ordine.
Niente feste di piazza a Capodanno, niente fuochi e ritrovi per l'Epifania, con l'unica grande eccezione del Pignarol Grande di Tarcento. Sono all'insegna della prudenza e del rigore le misure trasmesse dal prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, ai sindaci della provincia, che hanno accettato, in alcuni casi caldeggiato, il blocco totale del rischio di assembramento. Quindi, partendo dall'ultimo dell'anno, niente feste di piazza, niente conti alla rovescia e niente veglioni pubblici, anche se in realtà i comuni si erano per lo più già mossi andando verso l'annullamento. Rafforzata la vigilanza invece per evitare cenoni clandestini che quindi vanifichino gli sforzi fatti finora. I sindaci si sono impegnati, ha spiegato il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, ad impedire quanto più possibile assembramenti, non concedendo il permesso per feste pubbliche o che prevedano grandi folle. Per quanto riguarda l'Epifania, invece, a salvarsi sono solo le feste con la maggior storicità. Oltre alle messe dello Spadone del Tallero, già confermata negli scorsi incontri tra sindaci e prefettura, resterà solamente il Pignarol Grande di Coia di Tarcento, pur con uno strettissimo numero chiuso che potrà partecipare al vaticinio del vecchio venerando. Tutti gli altri Pignarui e Panevin verranno nelle prossime ore annullati. Una linea dettata dal buonsenso, prosegue Marchesiello, determinata dall'aumento dei contagi che la nostra regione ha vissuto nell'ultimo mese e sta vivendo in queste settimane. Siamo così arrivati alla cronaca. Rientra in Italia per avviare le pratiche per il reddito di cittadinanza, ma ad attendere il latitante ci sono gli agenti della Digos di Trieste. È finita con l'arresto la fuga di un quarantenne cittadino iracheno che faceva parte della cellula triestina indagata a febbraio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Come il resto del gruppo, 9 gli arresti in carcere e altrettanti ai domiciliari, il quarantenne è accusato di aver favorito il transito di clandestini provenienti dall'area del Kurdistan e diretti in varie parti d'Europa, anche attraverso documenti falsi dietro versamento di ingenti somme di denaro. A suo carico era stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere, ma il quarantenne si era sottratto alla giustizia fuggendo in Svizzera. Nei giorni scorsi il rientro a Trieste per avviare l'iter per risultare fittiziamente domiciliato in città e poter così beneficiare delle misure di sostegno, a partire proprio dal reddito di cittadinanza. Si accorge dell'incendio della villetta accanto e salva la vita alla vicina che dormiva. È successo ieri a Sacile, dove le fiamme hanno distrutto un'autorimessa e stavano per lambire l'abitazione. Momenti di paura in via Pedrada a Sacile. Per causa al vaglio dei carabinieri della locale stazione dei Vigili del Fuoco si è sviluppato un incendio in una villetta. Le fiamme, che potrebbero essere divampate a causa di un cortocircuito partito da un filo elettrico, si sono generate dalla rimessa dell'abitazione dove erano parcheggiate 2 automobili. Entrambi i veicoli sono andati distrutti nel violento rogo che si è propagato anche alla tettoia dell'abitazione. In quel momento all'interno della casa c'era la proprietaria che stava riposando. La donna non deve essersi accorta del rogo esterno che, se non fosse stato per il tempestivo intervento dei pompieri, di lì a poco avrebbe divorato l'intera struttura. Provvidenziale è stata la rapidità con la quale la compagna del nipote della signora, una volta che si è accorta delle fiamme, ha chiesto aiuto ad alcuni passanti che di conseguenza hanno allertato i vigili del fuoco. In via Pedrada sono intervenute 5 squadre dei pompieri che non senza difficoltà sono riuscite prima ad arginare e poi a spegnere il rogo. La donna quindi è stata svegliata e messa in salvo. L'abitazione, a causa degli ingenti danni riportati, è parzialmente inagibile. Un camion con un carico di cosce di maiale in arrivo dalla Spagna si è ribaltato in Liguria lungo la A10. Era diretto a San Daniele. Il consorzio del prosciutto di San Daniele specifica in una nota: non erano destinate al circuito DOP per il quale si prevede l'utilizzo di sola carne italiana. La notte tra il 23 e il 24 dicembre un carico di prosciutti freschi si è rovesciato sull'asfalto dell'autostrada A10, non lontano da Genova, tra i caselli di Arenzano e Pra, in seguito al ribaltamento di un mezzo pesante. Il tir sul quale viaggiava la merce era in arrivo dalla Spagna ed era diretto a San Daniele, e la notizia della destinazione ha subito destato qualche perplessità, in quanto il disciplinare DOP prevede l'utilizzo di materia prima esclusivamente di origine italiana. Sull'incidente è quindi giunta subito una nota del consorzio del prosciutto di San Daniele, che ha spiegato come quel container carico di cosce fresche proveniente dall'estero non fosse destinato agli stabilimenti della sua filiera. Alcuni stabilimenti producono prosciutti non DOP, bensì di tipo pata negra, si legge in una nota diramata dalla pagina ufficiale Facebook del consorzio. A San Daniele ci sono anche, seppur in poca quantità, altre produzioni da cosce di suino,
La materia prima per il San Daniele DOP è esclusivamente di origine italiana, si specifica ancora, come previsto dal disciplinare di produzione. Non si tratta quindi, chiude la nota, di prodotto destinato al circuito DOP. Versa in gravi condizioni, trasportato in elicottero nella notte al Santa Maria della Misericordia di Udine, un uomo di 30 anni che ieri intorno alle 22, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta in via Pordenone ad Aviano, è stato travolto da una vettura, una Chevrolet. Nell'impatto ha riportato ferite molto gravi e ha perso conoscenza. Assistito dal personale medico inviato dalla Sores, è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso. Una donna di 70 anni, originaria di Pavia di Udine, è rimasta ferita nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale lungo la vecchia strada provinciale 14 a Premariaco. Per cause al vaglio dei carabinieri, la donna ha perso il controllo della vettura, una Fiat, che è finita a bordo strada ribaltandosi su un lato. Nell'impatto ha riportato diverse ferite non gravi. Primato negativo della nostra regione in tema di sicurezza informatica, con una sorpresa per Gorizia che conquista il record nazionale di reati digitali. Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni italiane con le più alte percentuali di reati informatici. Lo rileva un'analisi del Centro Studi delle Camere di Commercio Tagliacarne, che colloca la nostra regione al terzo posto, alle spalle di Liguria, che registra 571,7 reati informatici denunciati ogni 100.000 abitanti, e al Piemonte, 569,1 denunce ogni 100.000 abitanti. In Friuli Venezia Giulia le denunce sono state nel 2020 530,1 ogni 100.000 abitanti. A rischio criminalità digitale è stata soprattutto Gorizia, al top in Italia per numero di reati denunciati, il 50% in più rispetto alla media italiana, vale a dire 678,1 contro 450. Questa edizione del telegiornale termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo l'appuntamento dopo la pubblicità con gli approfondimenti di A Voi la Linea. Buon pomeriggio.